perché io sento una specie di rimbombo. Sono Nicoletta Giordani, sono un'archeologa, amica dell'avamposto, abbiamo già avuto occasione di incontrarci un paio di volte, vi ho raccontato del Museo Archeologico Nazionale qui di Venezia dove ero direttore e poi anche un altro incontro è stato dedicato ai miti che sono raffigurati nei sottacchi della Marciana, miti classici realizzati da Sansovino. Oggi siamo qua per un racconto, un invito a visitare la mostra che si sta svolgendo in Palazzo Ducale nell'appartamento del Doge. Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari. Venetskens si chiamavano se stessi. Questo nome, questo termine lo conosciamo da un'iscrizione del IV secolo a.C. in lingua venetica, che è una lingua molto vicina all'etrusco, ma non proprio identica. Nei poemi omerici, nell'Iliade, sono citati come coloro che avevano mule selvagge, cioè mule selvagge che domavano, e nelle fonti greche sono indicati come provenienti dall'Asia Minore, affiancati ai troiani nella guerra di Troia. Poi i racconti mitologici poi assumono anche versioni diverse, ma questa è la principale, accolta dai Veneti naturalmente, la fuga poi da Troia distrutta di Antenore che fonda Padova. Poi un'altra tradizione porta all'area veneta Diomede, altro eroe della guerra di Troia. Erano noti per essere straordinari, abilissimi domatori di cavalli. Tant'è vero che Dionigi di Siracusa si approvvigionava di cavalli dai Veneti, che erano vincitori di gare sportive straordinarie. Dopo 13 anni dalla mostra Venetskens che abbiamo visto a Padova al Palazzo della Ragione, i Veneti approdano anche a Venezia in Palazzo Ducale e il tema della mostra associa i Veneti agli Etruschi, anzi il percorso espositivo parte proprio dagli Etruschi. Li associa per un tema che li accomuna, che è quello del controllo delle acque. Gli Etruschi erano degli ingegneri idraulici straordinari. Nei miei scavi nell'area dell'Etruria Padana abbiamo trovato resti molto importanti di regimentazioni, canalizzazioni delle acque. E i Veneti con le acque avevano a che fare. Poi se guardiamo la mappa degli insediamenti di questa popolazione, di cui abbiamo tracce già nel bronzo finale, quindi stiamo parlando del XII secolo a.C., nel territorio che sarà poi quello dei Veneti dell'età del ferro, gli insediamenti stanno proprio sull'acqua, cioè sull'acqua, sui fiumi, sui corsi d'acqua. Quindi al di là delle differenze tra Etruschi e Veneti, che sono anche consistenti, ma non poi tantissimo, ci sono delle analogie. Il tema della mostra è straordinariamente interessante. Si parte
facciamo come una specie di percorso virtuale. Poi andrete a vederla, forse l'avete già vista, quindi riuscirete a seguirmi. Comunque si inizia con, sono 250 i reperti esposti in 12 box, chiamiamoli così, espositivi, di colore azzurro, per cui il tema dell'acqua ci segue per tutto il percorso della mostra, nell'appartamento del Doge. Sentite bene? Mi avvicino, così? Va bene? Perché io sento un eco e allora... Ok, allora non mi muovo da qua. Quindi all'inizio, prima, proprio all'ingresso, prima sala della mostra, troviamo una serie di fonti scritte sulle pareti che partendo da Esiodo nella Teogonia, che è la sua opera che riguarda l'origine degli dei, dove si dice che Oceano e Teti nascono e generano fiumi parlanti e 3000 oceanine e quindi l'acqua già è definita come sacra, come una divinità, e su questo siamo d'accordo con tutte le fonti. E poi Pindaro, Esiodo scrive verso la fine dell'VIII secolo a.C. la Teogonia, poi riprende l'argomento sui rischi, sui pericoli dell'acqua in un'altra sua opera che è Le opere di Giorni, che è una specie di manuale per l'agricoltore e ti racconta come procedere con le coltivazioni in base ai mesi dell'anno, in base alle varie situazioni, e ci parla, siamo nell'VIII secolo a.C., sempre, dei rischi. Cioè non ti devi mettere in navigazione se le Pleiadi scendono sull'acqua, le Pleiadi sono queste divinità celesti, quando il mare è colore del vino, quindi non ti avventurare. Quindi l'acqua è sacra, l'acqua però ha dei rischi. Pindaro nella sua prima Olimpiade dice che l'acqua è un bene tra i più grandi della terra. Poi abbiamo un'altra testimonianza, sempre raccontata in questa prima sala, di Plinio il Vecchio, nella Naturalis Historia, dove ci illustra come esistano delle acque sananti, acque calde che guariscono. Quindi abbiamo già in sintesi, in questo primo approccio, i motivi che saranno poi oggetto del percorso di mostra, quindi la sacralità dell'acqua, l'acqua come qualcosa di assolutamente benefico per vari aspetti, i rischi però che ci sono nel navigare, nella navigazione, e l'acqua che porta salute. Allora, rispetto a questi temi, il mondo antico, le popolazioni etrusche e venete, ma non solo loro ovviamente, si comportano in che modo? Costruiscono dei templi nei luoghi chiave dell'incontro tra l'uomo e l'acqua. Dei templi, e fanno delle offerte. E il primo, sempre nella prima sala, il primo messaggio che riceviamo è in una vetrina l'offerta votiva fatta di tutta una serie di piccole imbarcazioni in terracotta che fra l'altro
provengono anche da luoghi diversi, quindi sono prodotte in Etruria centrale, confine con Lazio, addirittura ce ne sono alcune nuragiche che vengono dalla Sardegna e sono tutte molto simili, quindi c'è, come dire, una identità anche nel rappresentare un'offerta votiva che si fa al Dio per propiziarsi un viaggio fortunato o per ringraziarlo per essere ritornato dopo un viaggio pericoloso. Comunque, navigare ha sempre dei rischi, poi immaginiamoci nell'antichità, perché alcune di queste imbarcazioni si datano addirittura al IX secolo a.C., all'VIII, al VII, ma ce n'è qualcuna anche del IX, quindi siamo molto indietro nel tempo. Poi sempre in questa prima sala la testina che vedete qua, questa meravigliosa testa in terracotta che si data intorno al 350 a.C. e proviene da un luogo straordinario che è il porto di Pirgi, uno dei porti più importanti della città etrusca di Cerveteri. Questa divinità è etrusca e anche greca, è Leucotea, la bianca, gli etruschi la chiamano Tesanne ed è stata trovata, faceva parte della decorazione del tempio di Pirgi all'interno del santuario monumentale di cui parleremo dopo. E lei è una ninfa che sta tra i flutti, però si trova in una situazione di pericolo ed Eracle la salva. Quindi è l'immagine dell'acqua, della sacralità dell'acqua, delle divinità dell'acqua, dei pericoli dell'acqua. Poi sempre in questa sala troviamo una grande mappa con la ubicazione geografica degli Etruschi e dei Veneti, perché il percorso parte proprio dagli Etruschi e quindi nell'Italia antica vediamo un largo spazio occupato dagli Etruschi e il percorso parte proprio da sud verso nord e gli Etruschi confinano con i Veneti. Poi a seguire abbiamo delle tappe topografiche, quindi il primo passaggio, la prima sezione riguarda i siti degli Etruschi e si parte da due città molto importanti e dai luoghi dove si tengono i culti delle acque. Le due città sono Vulci, sono nell'Etruria meridionale, quindi siamo al confine con il Lazio, e sono Vulci e Cere, che abbiamo già nominato. Vicino a Vulci, a circa 5 km da Vulci, si trova questa sorgente in località Banditella, che è uno dei siti più antichi del culto delle acque in Etruria. Siamo tra il IX e l'VIII secolo a.C. E lì ci sono in una vetrina esposti tutti i doni votivi in ceramica, sono degli oggetti miniaturistici, delle ollette in terracotta biansate e delle piccole coppe che sono praticamente gli oggetti che simboleggiano la devozione nei confronti delle divinità. Quindi questa sorgente era una sorgente sacra, non sappiamo quale fosse la divinità, ma probabilmente una divinità femminile della natura, della terra, e la devozione si esprimeva attraverso delle libagioni, delle offerte di liquidi o anche attraverso doni. E quindi accanto a queste ceramiche troviamo anche degli oggetti d'ornamento in osso, in bronzo, metallici, non c'è oro, però perle in pasta di vetro, queste venivano dai Fenici. E poi si entra nel porto, si parla dei porti, quindi il porto di Pirgi.
Qui mi soffermo un attimo, poi dopo le altre località le passiamo in rassegna più velocemente, perché il porto di Pirgi, che vi dicevo che è uno dei tre porti della città di Cere, con la quale era collegata da una strada monumentale, è importantissimo per diverse ragioni. Siamo praticamente nel cuore del Tirreno, per cui potete immaginare che flussi di navigazione e di commerci c'erano, perché nell'ambito del porto l'acqua è un tema di incontro, non di divisione, di contatto. Ed è straordinario l'esempio che possiamo trarre da Pirgi, dove sono state trovate. Allora c'era un abitato nel porto a impianto regolare e c'erano due grandi santuari, il santuario monumentale e il santuario meridionale. Nel santuario monumentale, che si data al VI secolo a.C., mentre l'altro viaggia più verso il V avanti, c'erano due templi. E nel tempio B, quello più antico, degli inizi del VI, sono state trovate 3 lamine d'oro. In mostra sono esposte le copie fatte dall'Università della Sapienza di Roma, che ha un piccolo museo, oltre a esserci un antiquarium proprio nella località degli scavi, perché l'Università con Giovanni Colonna ha iniziato gli scavi a Pirgi già tantissimi anni fa. Queste 3 lamine, che sono piccolissime, la più grande è lunga 20 cm, un'altra 16, l'altra 10, per una larghezza di pochi centimetri, sono dei documenti straordinari. 2 sono in lingua etrusca e una in lingua fenicia e raccontano come il tiranno di Cerveteri, che si chiama Tefarie Velianas, abbia dedicato un luogo sacro all'interno, un sacello all'interno del tempio A di Pirgi alla dea fenice Astarte, accanto a Uni, la divinità etrusca che simboleggia diciamo alle caratteristiche di Era, moglie di Zeus nel mondo greco. Uni è associato a Timia, lo Zeus etrusco, e a Minerva, la Minerva etrusca. E quindi c'è l'associazione con una divinità fenicia che è Astarte, che è dea della fertilità, è come l'Afrodite greca, per intenderci, che mostra come il Signore di Cere sia anche stato ringraziato dai Fenici per questa attenzione, per questa cura. Quindi culti che vengono assimilati in un luogo di grandi passaggi commerciali, che vedono transitare popoli diversi, etnie differenti, divinità che vengono accolte. Allora su questo tema mi sono voluta soffermare perché è un po' anche il motivo che attraversa tutto il senso della mostra, cioè questi luoghi, l'acqua che non è divisiva, che non è confine, l'acqua è un elemento di transito dove circolano persone, merci, culti, credenze, religioni, idee. Poi si prosegue, dopo il luogo emblematico di Pirgi, la mostra illumina su quelli che erano i riti che si celebravano nei luoghi delle sorgenti sacre, dove c'erano acque anche terapeutiche, quindi partiamo da Chiusi e poi arriviamo a Chianciano, dove ci sono ben 3 siti legati ad acque termali, come fra l'altro sono pure ora, poi c'è un'altra località che si chiama adesso San Casciano ai Bagni, pure anche quella, e sono almeno 3 le fonti sacre curative termali.
che aspetto potevano avere questi luoghi? Beh, anche un aspetto monumentale, perché sono stati trovati, in mostra sono esposti, dei resti che fanno parte delle decorazioni architettoniche degli edifici sacri che documentavano la presenza di queste acque. E poi sono stati trovati tantissimi reperti. La mostra porta a esporre del San Casciano ai Bagni del materiale inedito che è stato trovato in scavi recenti, e sono tutte le offerte che venivano date, che potevano essere delle iscrizioni, che potevano essere dei bronzetti che rappresentavano il devoto, o bronzetti che rappresentavano la divinità, o anche oggetti preziosi. Sappiamo ad esempio che a Pirgi, nel santuario, c'erano tesori importantissimi in oro e ricchezze, e Dionigi di Siracusa lo saccheggiò. Poi passiamo ai luoghi dell'Etruria padana. Gli Etruschi si spingono verso nord e intorno alla presenza della città etrusca dell'attuale Bologna, che è la Felsina dei Romani, cominciano a sorgere degli insediamenti come intorno al VI secolo a.C. Sono Marzabotto, che è una colonia della città di Chiusi, Adria, che è una città, anche questa multietnica si può dire, una città portuale alla foce del Po, e questi luoghi sono molto importanti anche per i culti, i santuari, e in particolare sono ancora città etrusche, e Spina, l'altra città. Quando gli Etruschi, abbiamo detto, si spostano e arrivano fino nel Mantovano con Bagnolo San Vito, queste località straordinarie, e a Marzabotto c'è un santuario che si chiama Santuario Fontile. La città etrusca si chiamava Cainua, questa è una recente identificazione, non è più Misa, è Cainua. E nell'area appena esterna alla città c'è un grande santuario chiamato Santuario Fontile, che ha restituito resti architettonici abbastanza importanti. Lo stesso Adria e Spina, trovandosi queste città vicino a un incontro, chiamiamolo portuale, perché Spina è una città porto, adesso la località archeologica non è più sul mare, ma allora lo era. Adria sta, abbiamo detto, alla foce del Po. E passiamo quindi da commerci che prima abbiamo individuato nell'area tirrenica e ora siamo nell'area adriatica. Adria praticamente dà il nome al mare Adriatico, e quindi sono commerci con i greci, dalla Grecia propria, dalla Magna Grecia, e in mostra questo aspetto è documentato, al di là dei luoghi sacri legati alle acque che sono citati, è documentato dalla presenza di ceramica greca in grande quantità, importata, e che arrivava in questi luoghi. Sono dei reperti veramente molto, molto belli, molto interessanti da vedere. Queste città etrusche sono al confine, proprio al confine con l'area veneta, e quindi passiamo di là e arriviamo ai nostri veneti. Qui le divinità sono un po' meno, come dire, meno chiare, sono divinità locali che sono più che altro legate proprio alla natura. La più importante è Pozia Reizia ad est, è documentata
è una divinità di sorgente, di acqua, si identifica con l'acqua, e il suo culto all'interno di santuari ad est si manifesta anche con un aspetto particolare, che è la trasmissione della scrittura. Tant'è vero che in questo caso molti doni sono proprio di stili usati per scrivere le tavolette scrittorie. Poi un altro aspetto è il dono alla dea degli oggetti per la tessitura, quindi sovrintende anche i lavori femminili, rocchetti, fusaiole, pesi da telaio, sono elementi che vengono donati all'interno di questo santuario. Poi ci sono i luoghi in Veneto, naturalmente, parliamo degli San Pietro Montagnon, l'attuale Montegrotto, i luoghi delle acque salutari tuttora esistenti, quindi il termalismo nasce in questi luoghi intorno al VI secolo a.C., VII anche a.C. E poi arriviamo quindi lungo alle pendici dei Colli Euganei, e qui alcune divinità sono state identificate, una in particolare è Selene, legata alla fonte Selene, che ha il nome della divinità, e Selene è la luna, e in mostra è esposto un carro, perché la luna, come il sole, viaggia su un carro, e anche per gli antichi veneti era così, quindi ci sono i resti di un carro, e quel delfino, non so se lo vedete, che si data al IV secolo a.C., che è nella locandina della mostra, faceva proprio parte dell'elemento decorativo ed è esposto in mostra di questo magnifico carro della dea Selene. Per concludere il percorso della mostra si arriva ad Altino, dove il dio è un dio eponimo della città, che i veneti identificano mettendo un'aggettivazione che ti dice sì, Altino è il dio protettore della città. Allora, ad Altino c'è un santuario, la località è importantissima perché è un porto, e quindi anche qua arrivano testimonianze multiculturali, greche e non solo. E poi la particolarità dei luoghi sacri di Altino è che, come abbiamo detto all'inizio, i veneti dai bei cavalli, ci sono sacrifici di cavalli, e anche nelle offerte votive troverete dei bronzetti straordinari, veramente splendidi. A Marzabotto sono filiformi, mi sembrano un po' quelli italici, molto piatti, invece questi veneti altinati, che poi provengono anche da tante località, ma sono questi offerte alle divinità, sono veramente molto dettagliati, anche ramati. Oltre a questi ci sono anche gli zoccoli dei cavalli, dei piedistalli in pietra che supportavano degli equini, degli equidi, e sono rimasti gli zoccoli, oppure ci sono proprio bronzetti che rappresentano il cavallo. Quindi si associano questi doni in bronzo alla divinità anche a possibili sacrifici, perché sono stati anche trovati, e nei musei del Veneto a est ci sono queste sepolture equine. La mostra poi si conclude con un'installazione sonora, è un poema sonoro, che è realizzato da Giovanni Bonotto della Fondazione Bonotto,
nella stanza degli scudieri dell'appartamento del Doge hanno messo un grandissimo arazzo che è stato realizzato con delle fibre tessili e anche plastiche da riciclaggio di residui industriali, una tecnologia particolare che rappresenta un paesaggio lacustre, immaginandolo della laguna di Venezia, quindi animali, piante acquatiche e questo arazzo ha delle fibre ottiche che si muovono. Il titolo dell'opera è in inglese Noi siamo corpi d'acqua e questa scritta compare e si muove con anche, vi dicevo, una specie di poesia, di poema sonoro molto delicata, di cui non si percepiscono bene le parole, ma che si riferisce alla descrizione e individuazione delle piante e degli animali rappresentati nell'arazzo. È realizzato con la collaborazione del Museo di Storia Naturale qui a Venezia della Fondazione Ligabue. Per chiudere, la mostra è curata dalla Fondazione Muve di Venezia in collaborazione con la Fondazione Rovati, sarà visibile fino al 29 settembre a Palazzo Ducale e poi da ottobre in poi fino a gennaio, mi sembra sì, fino al 10 gennaio del 2027 sarà a Milano presso la Fondazione Rovati, che ha una collezione archeologica, soprattutto etruscologica, straordinaria, ha già fatto mostre importanti su questo. Le curatrici vanno citate naturalmente, sono Chiara Squarcina, direttrice scientifica del MUVE, e l'archeologa Margherita Tirelli, che per tantissimi anni è stata la direttrice del Museo di Altino, e anche colei che insieme a Vincenzo Pinè, che è stato sovrintendente anche a Venezia da poco tempo, poi è già tornato in Liguria, ha rifatto l'allestimento, quello che ora potete vedere ad Altino. Quindi il mio è un invito non solo a vedere la mostra, ma anche ad allungarvi ad Este, ad Altino, ad Adria, e lì troverete tanto dei Veneti. Poi se siete curiosi anche Mazzabotto è la città più importante più importante come resti archeologici, intendo, del proprio impianto urbano dell'Etruria Padana. Grazie per l'attenzione.